Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Operazione antimafia della Polizia di Crotone, eseguite 9 ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico di persone accusate di associazione mafiosa, estorsione e danneggiamenti ai danni di imprenditori locali e traffico di droga, tra cui spicca il nome del boss di Papanice, Leo Russelli, e inoltre i nomi di affiliati come Domenico Elia, Vincenzo Frandina e Rocco Aracri, custode delle armi del clan. Pare essere vittima delle Endrine Regine il sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, ucciso domenica sera nei pressi della sua abitazione. L'assassinio sarebbe stato deciso da camorra e 'ndrangheta perché Vassallo avrebbe cercato di impedire speculazioni sul suo territorio. Infatti, secondo gli inquirenti dei paesi tranquilli del Golfo di Policastro, si segnalano sempre più le presenze delle cosche di San Luca e Platì, le quali hanno trasformato le loro abitazioni in rifugi per latitanti. 3 gli arresti effettuati dalla polizia per il ferimento a colpi di pistola di 2 coniugi nel rione Terreti di Reggio Calabria nel corso di una lite sorta per problemi legati alla rivendicazione di un confine tra 2 proprietà. Si tratta di Giovanni Giordano, 59 anni, il figlio Rosario ed il fratello Antonio. I 2 fratelli dovranno rispondere di duplice tentato omicidio, Rosario di concorso in tentato omicidio. Il maggiore dei fratelli si trovava agli arresti domiciliari che gli erano stati concessi a seguito di indulto per una condanna a 14 anni di carcere per l'uccisione di uno zio. Beni per un valore di 3 milioni di euro sono stati confiscati dalla DIA di Catanzaro ad un 45enne vibonese, Paolo Ripepi, presunto affiliato alla Cosca Mancuso di Limbadi, e ad un 46enne cosentino, Carlo Drago, già sorvegliato speciale e condannato per usura. A Ripepi sono state confiscate diverse unità immobiliari nel complesso residenziale Villa Filomena a Capo Vaticano. A Drago invece alcuni beni mobili e immobili e anche il 90% del capitale di una società operante nel settore della ristorazione. I rappresentanti sindacali di CGIL, CISL e UIL hanno presentato in conferenza stampa le 2 manifestazioni che si terranno nei prossimi giorni per unificare le diverse vertenze lavorative aperte nella provincia di Crotone. Martedì prossimo, 14 settembre, sarà varata una piattaforma per le richieste di lavoro e sviluppo del territorio, mentre per il prossimo 8 ottobre è previsto un incontro al Teatro Apollo di Crotone con rappresentanti delle istituzioni e politici regionali e nazionali. Il prefetto di Cosenza, Antonio Reppucci, ha regalato copia della Costituzione a 4 ragazzini che hanno realizzato dei video contro il bullismo. I ragazzi, Kevin Ruello, Vincenzo Campanella, Giuseppe e Francesco Guido, producono dei video con i loro telefonini e li pubblicano su internet. Nei video si affrontano argomenti tanto delicati quanto importanti come bullismo, droga, violenza, dipendenza televisiva e violenza negli stadi. Il sindaco di Catanzaro, Rosario Olivo, si è recato ieri alla piscina comunale di Pontepiccolo, dove si è svolta la 3ª edizione di Campus Estivo, progetto che ha coinvolto oltre 60 bambini provenienti da tutta la provincia catanzarese. Questo traguardo, ha affermato il sindaco, si colloca perfettamente con la piena valorizzazione delle risorse a nostra disposizione. È iniziata ieri a Catanzaro la prevendita dei biglietti per il concerto di Elton John. L'eccezionale appuntamento è fissato per il 23 settembre prossimo al Teatro Politeama del capoluogo. In una sola giornata sono stati venduti circa 400 biglietti. L'icona del rock internazionale arriverà a Catanzaro in compagnia del percussionista Ray Cooper. Sarà il tutto esaurito per un evento d'eccezione che aprirà di fatto la stagione del Politeama e la 3 giorni della notte piccante.